settore. Epidemia di coronavirus, un'altra vittima in Veneto, non ce l'ha fatta il 79enne veneziano ricoverato dal 24 febbraio in rianimazione all'ospedale dell'Angelo. Coronavirus, trend sostenibile non esponenziale, il governatore Zaia sull'andamento dell'epidemia in Veneto, la sanità veneta sta tenendo, dice pronto il piano per aumentare i posti nelle terapie intensive. L'appello degli agricoltori veneti riunitisi stamane al tavolo verde convocato dalla regione, manca manodopera, perdite per milioni di euro. Il coronavirus non ferma l'Università di Padova, prime tesi discusse in videoconferenza online, anche le lezioni. Contro il disagio, provvedimenti drastici confermati fino a domenica anche nelle parrocchie. Viviamo questa situazione con dolore, ha detto il vescovo di Treviso Michele Tomasi. Disposizioni del governo per limitare il contagio, distanza di sicurezza nei locali e servizio solo al tavolo, la rabbia dei baristi. Nuova vittima sul lavoro nel Vicentino, a perdere la vita questa mattina un autista cinquantenne di Lonigo. Durante le fasi di carico delle merci l'uomo è stato travolto da un muletto, vani i soccorsi. Frana e maltempo nel Bellunese con copiose nevicate, mezzi pesanti senza catene in difficoltà ed è rischio valanghe per i prossimi giorni. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano i dati relativi all'epidemia di coronavirus nel nostro territorio. Siamo in attesa dell'ultimo aggiornamento della regione che dovrebbe arrivare a momenti. Intanto vediamo gli ultimi dati relativi ai contagi. Al momento siamo a 307 contagi in Veneto, dei quali 68 sono i ricoverati e 18 di questi sono ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali veneti. Nel dettaglio 88 sono del cluster di Vo, 5 in quello di Vicenza, 17 a Verona, 42 a Venezia, 82 a Treviso, 42 a Padova, 5 a Milano, 14 a Limena. Poi ci sono 2 casi collegati alla vicina regione della Lombardia, 5 casi a Belluno, e a Belluno si registra oggi anche il primo ricovero in ospedale, 1 a Rovigo e 3 con assegnazione epidemiologica ancora in corso. Ed oggi dobbiamo anche purtroppo registrare un'altra vittima del coronavirus, infatti non ce l'ha fatta il 79enne ricoverato dallo scorso 24 febbraio in rianimazione all'ospedale dell'Angelo. Intanto il governatore del Veneto Luca Zaia, ma forse mi fanno segno dalla regia, abbiamo il servizio relativo alla nuova vittima che c'è stata? Non ancora. Allora, intanto appunto abbiamo sentito quest'oggi il governatore del Veneto Luca Zaia relativamente all'importanza di aumentare i posti di terapia intensiva per ogni evenienza naturalmente. Sentiamo quindi il servizio. Il presidente Zaia ha annunciato l'aumento dei posti di terapia intensiva in Veneto. Un programma c'è già ribadito e sarà presentato a breve pubblicamente in maniera visibile a tutti. Abbiamo 464 postazioni già in essere, parte delle quali ovviamente occupate anche per l'attività ordinaria, cioè il trapianto piuttosto che particolari patologie. Dall'altro abbiamo un progetto di un incremento importante dei posti di terapia intensiva, lo facciamo dal punto di vista prudenziale, non è detto e spero che non si utilizzeranno mai, però è giusto, come deve essere fatto, prepararsi al tutto. Da subito ci siamo attivati, la verità è che sul mercato poi il tema dei macchinari è un tema che langue, nel senso che non c'è poi tutta questa disponibilità, come è accaduto con la partita delle mascherine e quant'altro. Zaia ha anche annunciato il lavoro che sta svolgendo insieme ai governatori di Lombardia ed Emilia Romagna a sostegno dell'economia. Stiamo redigendo un progetto di richieste comuni
che verrà presentato domani alle 16 al Presidente del Consiglio. Saremo in collegamento io e il collega Fontana e probabilmente anche Bonaccini, adesso non lo so con chiarezza, ma comunque avremo domani alle 16 l'incontro con il Presidente del Consiglio. Ecco, ci possono essere delle anticipazioni, qualcosa riguardo a queste richieste comuni? Guardi, anticipazioni, noi chiediamo da un lato misure straordinarie per le imprese, per il mercato e per tutto quello che sta accadendo e dall'altro la necessità ovviamente anche di avere investimenti importanti sul fronte anche dei mercati internazionali. E nel fronteggiare gli aspetti sanitari ed economici conseguenti anche alle misure messe in campo per fronteggiare il coronavirus, il Presidente ribadisce. Dobbiamo guardare in faccia alla realtà, è un virus, lo stiamo affrontando, dobbiamo diminuire il contagio semplicemente utilizzando delle regole diciamo, che sono ormai note a tutti, che sono quelle di non andare in luoghi affollati, che sono quelle di mantenere la distanza di almeno 1 metro nel parlare con le persone e che sono anche la volontà ovviamente di seguire tutte le indicazioni che abbiamo avuto, tipo quelle igieniche, di lavarsi spesso le mani o di starnutire utilizzando il gomito e quindi il braccio e molto altro ancora. E l'emergenza coronavirus sta facendo sentire i suoi effetti, l'abbiamo detto più volte in questi giorni, un po' su tutti i settori dell'economia veneta. È di oggi l'appello degli agricoltori che si sono riuniti stamattina al tavolo verde convocato dalla Regione. Manca la manodopera, dicono, e ci sono perdite per milioni di euro. Oggi la necessità era innanzitutto di far presente alla Regione, che poi porterà nei tavoli istituzionali nazionali, che occorre intervenire immediatamente sotto tutti i punti di vista. Dal punto di vista mediatico e quindi tranquillizzare il consumatore che i nostri prodotti agricoli sono sani, sono salubri, quindi le speculazioni che stanno avvenendo, e poi da un punto di vista di interventi di misura a sostegno economico, quale ad esempio le moratorie sui mutui a livello contributistico, di sostegno alle nostre aziende che oggi stanno subendo danni importanti, parliamo nell'ordine del 30-40%. Le perdite calcolate dagli agricoltori veneti con l'emergenza coronavirus sono consistenti, fino a 50 milioni di euro al mese. Dato è emerso al tavolo verde presieduto dall'assessore regionale all'agricoltura con le associazioni di categoria. La maggior parte delle perdite è concentrata nell'area rossa, dove sono ancora intrappolate circa 200 aziende agricole, che coltivano 600 ettari vocati alla viticoltura e olivocoltura, con un indotto turistico notevole. Grande preoccupazione per il futuro è anche che i prodotti nostri, i prodotti alimentari, il vino, non vengono bollati come prodotti che possono portare il coronavirus. Questo sta emergendo, per cui la grossa campagna che dobbiamo fare nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, è dire che il prodotto food, il prodotto vino, è un prodotto che è sano, un prodotto che non è aggredito dal virus, per cui no a tutti quelli che stanno iniziando a chiedere certificazioni coronavirus free. Ad aggravare la situazione c'è poi la mancanza di manodopera straniera nei campi, richiamata nei paesi d'origine, cui si intende intervenire attraverso il ripristino di voucher. Anche i lavoratori che assistono, e ricordo sono quasi 50.000 quelli che vengono a lavorare stagionali nella nostra agricoltura veneta anche da altri paesi, non vogliono più arrivare, quindi chiederemo al governo che rintroduca i voucher, quelli semplici, quelli da 10 euro all'ora per i nostri pensionati, per i nostri studenti, per i nostri disoccupati, in modo che troviamo manodopera e sia manodopera nostra che venga sui campi o nelle serre quando c'è ora di raccogliere l'asparago oppure l'insalata o le fragole. A proposito di agricoltura e di enologia, il coronavirus ferma anche il Vinitali. Dopo l'annullamento di Provaina Düsseldorf è arrivato anche lo stop per la fiera veronese. Si tratta di un rinvio e non di un annullamento. L'inaugurazione è stata spostata dal 19 aprile al 14 giugno con chiusura il 17 giugno. La decisione di rinviare una delle fiere del vino più importanti al mondo sarebbe dovuta anche all'assenza
vigilanza dei buyer americani per il blocco nei movimenti dagli Stati Uniti. Si attende in serata il comunicato ufficiale di Verona Fiere dopo le richieste delle associazioni dei produttori di vino. E intanto vediamo come si sta organizzando anche il mondo della scuola, dell'istruzione e dell'università in questa seconda settimana di chiusura di tutti gli istituti. All'Università di Padova oggi sono state discusse le prime tesi in videoconferenza. Vediamo. La commissione di discussione della sua tesi di laurea ha valutato con il massimo dei punti la sua esposizione, quindi le conferiamo 11 punti, le facciamo le nostre congratulazioni per la sua esposizione e riceverà istruzioni per la proclamazione. Anna è dottoressa con 110. La studentessa di farmacia sorride soddisfatta dallo schermo del computer. È una delle prime laureande a discutere la tesi in videoconferenza secondo le disposizioni dell'Ateneo di Padova per far fronte all'emergenza coronavirus. È andata bene, si fa quello che si può, insomma, è andata così. L'importante è aver finito, la festa la faccio lo stesso, non c'è problema. Alle spalle di Anna l'equipe della farmacia dell'ospedale di Vicenza con cui ha realizzato la tesi. Venerdì, sempre in via telematica, avverrà la proclamazione. Subito dopo Anna tocca ad Andrea, una normale seduta di laurea al Dipartimento di Farmacia di via Marzolo, ma questa volta l'emozione non è solo degli studenti ma anche dei professori che per primi vogliono dare un segnale positivo. La modalità è uguale, quindi ci consente di fare il nostro lavoro con regolarità e di proseguire la vita dell'università, che è una cosa importantissima adesso, dimostrare che possiamo anche in situazioni di emergenza continuare il nostro lavoro come il solito. È un passo importante e da parte nostra è un passo assolutamente doveroso. Non potevamo far perdere tempo agli studenti perché in questo periodo, vi ripeto, un periodo di laurea, un periodo di esami, far perdere del tempo prezioso agli studenti significa anche per alcuni di loro, ad esempio, rimandare di un'intera sessione gli esami di Stato. L'Università di Padova non si ferma, la laurea resta un momento solenne nonostante avvenga a distanza. L'unica cosa che manca sono i tradizionali cori all'uscita dell'aula e qualche scherzo goliardico. E tra gli istituti che si sono organizzati per proseguire l'attività didattica nonostante la chiusura delle scuole c'è anche il Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso, dove le lezioni da ieri proseguono online. Vediamo. Buongiorno ragazzi, allora proseguiamo con l'appello. Piano B, corsi online, seconda settimana di chiusura per la scuola ai tempi del coronavirus. Le aule sono off limits per gli studenti, ma le lezioni in diversi istituti trevigiani continuano da casa in modalità telematica. Ok ragazzi, ho bisogno che mi diciate in questo momento se tutti vedete già il PowerPoint. Perfetto, ok, bene, partiamo. Al Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso il piano per l'istruzione digitale era già avviato da tempo. Quello che è successo in questo momento col coronavirus, ha trovato una scuola pronta a continuare perché aveva già gli strumenti che possono essere le varie piattaforme ad operare per evitare di perdere il contatto e il rapporto con i nostri ragazzi. La novità è stata sicuramente la possibilità di fornire un servizio di video lezione. E così anche stamattina gli studenti hanno potuto proseguire la normale attività didattica attraverso il PC, proprio come se fossero in classe interagendo con l'insegnante via chat. Come procede? Tutto a posto? Intanto ci sono domande? Vedo che non mi interrompete. Tutto liscio? Bene? Benissimo, sono contenta. Lo specifico, quello della natività, mi raccomando, e della resurrezione. Devo dire che i ragazzi stanno partecipando anche con gioia, con grande interesse. Se devono interagire facendo le domande, ogni tanto sono io che le faccio, se ci sono domande da fare, hanno un sistema di messaggistica immediata, io riesco a controllare se qualcuno abbandona, qualcuno esce, li vedo, e a me i ragazzi sono forniti anche di webcam nel computer, ma non è mai successo sinceramente. La lezione continua, agli studenti vengono affidati compiti da svolgere a casa, poi ci saranno le verifiche. Anche questo è il Veneto, che nonostante tutto non si ferma.
Ecco, non tutti gli istituti si sono attrezzati nello stesso modo, c'è quindi grande fermento soprattutto tra i dirigenti scolastici, anche perché poi c'è la questione dei certificati medici dei ragazzi. Sentiamo. Il decreto dice fate formazione a distanza, è un buon auspicio per carità, però la situazione è molto variegata, ci sono scuole, specie le superiori, che hanno mezzi, connessione a banda larga, piattaforme che usano da tempo, Moodle o WebEx professionali. Ce ne sono, specie nel primo ciclo, in cui i colleghi, adesso semplifico, quasi non hanno i soldi per la carta da fotocopie. La scuola diventa online in questi giorni di chiusura forzata, ma il livello di alfabetizzazione digitale delle strutture divide gli studenti. Chi ha fatto fatica a stare al passo con i tempi, strutture ma anche insegnanti, sta comunicando attraverso il registro elettronico in cui si possono assegnare e ricevere compiti in tempo reale, una possibilità che comunque solo pochi anni fa sarebbe stata impensabile. Ma è sui certificati medici che potrebbe nascere un'ulteriore disparità tra le scuole con l'emergenza coronavirus. Per questo serve un'ulteriore precisazione. Siamo obbligati a tenere fuori di scuola i ragazzi che non avessero il certificato medico per oltre 5 giorni di assenza. L'assenza che c'è stata per causa di forza maggiore, quindi dal 24, lunedì 24, fino al prossimo sabato 7, non necessita di giustificazione. Sul tema per ora regna ancora il caos. La Federazione Italiana dei Pediatri ha fatto sapere che in molte regioni, così in Veneto, la certificazione di riammissione è stata abolita, ma l'emergenza sanitaria ha ribaltato le carte introducendo nuovamente l'obbligo. In deroga a tutto, chi ha 5 giorni di assenza deve avere il certificato medico. Allora, soprattutto alle famiglie, nell'ipotesi che lunedì 9 rientriamo e che vostro figlio fosse assente per il Veneto il sabato 22, ultimo giorno di lezione, o venerdì e sabato prima della sospensione, procuratevi un normale certificato del medico di famiglia. La Federazione intanto ha lanciato un appello al Ministero affinché sia emanata una circolare che uniformi le procedure su tutto il territorio nazionale. Ed ora vediamo il servizio che ci arriva dalla nostra redazione di Venezia sulla ennesima vittima del coronavirus in Veneto. Dalle scorse ore sale a 3 il totale dei decessi in Veneto collegati all'infezione da Covid-19. Una persona è deceduta all'ospedale di Mestre. Si tratta di Umberto Pavan, 79enne, che risultava contagiato dal coronavirus ed era ricoverato in terapia intensiva. Al momento, tra i casi accertati nel territorio di competenza della ULSS 3, sono 16 le persone ricoverate, nello specifico 7 a Mestre, 8 a Venezia, 1 a Milano. A questi si sommano una trentina di contatti, in gran parte sanitari, positivi ai test, ma non sintomatici. Sono saliti a 307 i casi confermati in tutto il Veneto, 16 in più rispetto al bilancio di lunedì sera. I ricoverati nella regione sono 68. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. E rieccoci in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Contro il contagio, provvedimenti drastici confermati anche nelle parrocchie. Viviamo questa situazione con dolore, ci ha detto il vescovo di Treviso Michele Tomasi, lo sentiremo dopo nel corso del TG di Treviso, ma anche al Santo di Padova la situazione è critica, la basilica è deserta, le messe sono celebrate in streaming con pochissimi fedeli. Vediamo. Il sagrato vuoto, pochi fedeli entrano velocemente per una preghiera. La basilica di Sant'Antonio nemmeno a Ferragosto è così vuota. La paura del coronavirus ha toccato anche uno dei luoghi più famosi della cristianità. È un unicum anche storico, dicono, perché a parte il momento dopo l'incendio del 1749 la basilica è sempre stata aperta, soprattutto con le celebrazioni, perché di per sé
Noi la Basilica l'abbiamo tenuta aperta in questi giorni, quindi ecco, di per sé insomma le cose vanno avanti nel loro ordinario modo di procedere, però senza le celebrazioni indubbiamente è tutto un altro sentire, tutto un altro vivere da parte della Basilica e dei frati stessi. Secondo le disposizioni decise dalla diocesi di Padova dopo la pubblicazione del decreto del Consiglio dei Ministri, per questa settimana le messe saranno sospese, battesimi e matrimoni avverranno solo in forma privata con la presenza di soli padrini o testimoni. I frati del Santo hanno scelto anche durante la prima settimana di emergenza coronavirus di non chiudere le porte della Basilica per consentire ai fedeli di pregare, ma le messe in questi giorni vengono trasmesse esclusivamente via streaming. Celebriamo, diciamo, come frati, riuniti come comunità, la mattina la nostra preghiera e poi la sera la Santa Messa alla tomba del Santo, e questo è un po' un privilegio, ecco, perché non è comune celebrare alla tomba del Santo, ci fa sentire uniti a tutti i devoti. Pochi pellegrini, bancarelle deserte, il santo che osserva dall'alto gli effetti della paura. Qualche fedele che arriva dall'estero però c'è e sfida i timori. Ecuador, veniamo dall'Ecuador. ¿Sabéis del coronavirus che sta qui in Padova? Abbiamo sentito del coronavirus, non abbiamo paura, ma bisogna fare attenzione. Poco lontano anche una famiglia cilena arrivata in Italia il 22 febbraio quando è esplosa l'emergenza. In Cile, dicono, si registra solo un caso. Bisogna prendere le giuste precauzioni. Siamo un po' preoccupati, ma stiamo attenti e ci laviamo spesso le mani. E proseguiamo ora con le altre notizie. La cronaca ci porta a registrare l'ennesima vittima sul lavoro nella nostra regione. A perdere la vita questa mattina un autista di Lonigo schiacciato dal muletto. Colognola ai Colli, Verona. Nuova vittima per un incidente sul lavoro accaduto stamani verso le 9. Si tratta di un uomo, un cinquantenne di Lonigo, che lavorava come autista per una ditta di trasporti di Sarego e proprio per effettuare un carico si era recato alla Mectronic, una ditta di automazione industriale, nella zona artigianale di Colognola per ritirare delle merci. Proprio durante le fasi di carico sarebbe avvenuto il drammatico incidente. L'uomo, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da un muletto. Immediato l'allarme e l'arrivo dei soccorsi del 118 che hanno trasportato lo sfortunato autista con un elicottero, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Sul posto i carabinieri e i tecnici dello Spisal che dovranno stabilire le esatte dinamiche del drammatico incidente. Ed ora l'ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore anche sulla nostra regione, piogge battenti in pianura, neve in montagna, disagi soprattutto nel Bellunese. Per la troppa neve chiusi gli impianti di risalita Cortina ed ora è stato di attenzione per l'elevato rischio valanghe. Dovrebbe esaurirsi in serata l'ondata di maltempo che da ieri sta interessando la montagna bellunese, che sta causando innumerevoli disagi. Copiose nevicate stanno interessando le zone montane, oltre 1000 metri di quota. Si tratta di neve pesante che ha abbattuto rami e piante finite sulle strade. Lunedì sera i problemi maggiori hanno interessato indistintamente il Cadore, il Comelico e la Gordina, dove numerosi mezzi pesanti sprovvisti di catene, non riuscendo più a procedere, hanno provocato enormi rallentamenti al traffico. È così che il comando della Polstrada di Belluno ha disposto pattuglie di filtraggio dei veicoli sulla 51 di Alemagna, Pieve di Cadore, sulla 52 Carnica verso Monte Croce Comelico e sulla 203 a Gordina Cencenighe. I vigili del fuoco sono stati impegnati per il recupero dei tiri in difficoltà. Problemi alla circolazione con lunghi incolonnamenti sono stati segnalati dal tardo pomeriggio di lunedì per mezzi pesanti di traverso fra Valle di Cadore e Vallesina. Tutti i passi dolomitici sono chiusi per neve. Nel pomeriggio è stata riaperta la 49 Misurina Carbonin, chiusa in mattinata per consentire le operazioni di pulizia ai mezzi sgombraneve. Il maltempo ha provocato alcuni blackout a Borca di Cadore e a San Vito, che Enel ha risolto in mattinata. Le condizioni meteo avverse hanno costretto i gestori degli impianti di risalita dell'area di Cortina a fermare l'attività in attesa di un miglioramento. Sono perciò chiuse le stazioni dei Monti Faloria, Cristallo e del Lagazzuoi. Gli impianti funzionanti di Tofana e Pocol da ieri hanno limitato il numero massimo di passeggeri nelle cabine per rispettare le distanze minime fra gli occupanti stabilite dalle disposizioni in materia di contenimento del contagio da coronavirus. Ma il maltempo ha messo in allerta la protezione civile, che alle quote più basse sta monitorando i versanti in frana. A Belluno si è rimesso in moto lo smottamento di via Miari e quella porzione di provinciale è stata chiusa al traffico per consentire la rimozione del materiale che ha occupato la carreggiata. Il tratto di strada in questione ai piedi del centro storico della città
era stato riaperto da poche settimane dopo l'importante smottamento dello scorso novembre. Questa volta però i tempi si prevedono più celeri. La fase più intensa del maltempo si prevede in esaurimento dalla serata. In seguito i fenomeni si faranno più discontinui e irregolari. Ecco, abbiamo un aggiornamento che riguarda il numero dei contagiati nella nostra regione. È arrivato proprio in questo istante il bollettino regionale, lo vediamo insieme. Il totale dei contagiati in Veneto è salito a 333, quindi più 26 casi rispetto al precedente bollettino, quello di questa mattina. In particolare si registrano più 11 casi in provincia di Treviso, che sale quindi a 93 e diventa il primo cluster del Veneto, superando anche Vo e Uganeo, dove fino ad ora i casi di contagio sono stati 89. Di questi 333 nuovi contagi, 81 sono i ricoverati, 19 dei quali in terapia intensiva. Sono 9 invece i pazienti che fino ad ora sono stati dimessi. Ecco, questi quindi sono gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la diffusione del contagio nella nostra regione. Un attimo solo controlliamo, li sto vedendo in diretta assieme a voi. E naturalmente tutte le ulteriori informazioni nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10 subito dopo i TG. Ospite questa sera l'assessore regionale alle attività produttive Roberto Marcato. È tutto dunque, spazio ora alle previsioni del tempo con il meteo. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dal nostro territorio e nella giornata di mercoledì 4 marzo il tempo tornerà ad essere più stabile. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino il cielo risulterà molto nuvoloso con qualche residua ed occasionale pioggia. Andrà meglio invece a partire dal pomeriggio con fenomeni in cessazione e sole via via prevalente. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, valori massimi compresi invece tra 9 e 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo qualche piovasco a inizio giornata, poi tempo più asciutto e maggiormente soleggiato. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime invece vedete sui 12 gradi all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, bel tempo con ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime fino a 11-12 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.